in collaborazione con Prodotti del territorio, frutta, vini, formaggi e che prodotti perché sono tipici del nostro territorio emiliano-romagnolo. Oggi ve le raccontiamo perché ha preso il via la seconda edizione di Tipici da Spiaggia, appunto, dove questi prodotti arriveranno sul bagnasciuga della nostra riviera. Dai lidi ferraresi fino a Rimini, ma anche Cesenatico e Milano Marittima, dove ci troviamo in questo momento, al Bagno Oreste, questa bella iniziativa dei prodotti che arrivano dal mare ma poi sono prodotti dell'entroterra romagnolo, un'occasione per farli assaggiare ai turisti in vacanza sul litorale, che coinvolge la CIA come organizzazione degli agricoltori italiani, ma anche il Sindacato Italiano Balneari. E poi una bella storia che ha a che fare con la biodiversità e l'ecologia, quella del cavallo agricolo italiano da tiro pesante rapido, più velocemente TPR, utilizzato in ambito agroforestali e in aree collinari. Trovo il porto di Ravenna, questo è il circolo venico Ravennate infatti, e sono con un produttore che ha portato i prodotti pronti per essere portati in spiaggia, ma attraverso una barca che ci porta direttamente sul posto. Matteo Pagliarani, uno dei produttori che partecipano a questa iniziativa Tipici da Spiaggia. Cosa porti oggi sul bagnasciuga? Ma oggi abbiamo portato una piccola parte di quello che produciamo come azienda agricola, che è il nostro formaggio di capra semistagionato e la birra agricola romagnola che facciamo con tutti i prodotti qui locali. E questa iniziativa dal mio punto di vista è molto importante per coniugare la campagna e la sensibilizzazione di tutti i turisti e non solo, di tutte le eccellenze del nostro territorio, perché mettere a conoscenza con quello che coltiviamo tutti i giorni e con i turisti e gli esercenti della riviera romagnola è essenziale. Quindi diventa una sorta di vetrina, no? La terra che diventa una vetrina sul bagnasciuga. Diventa un'identità della nostra ruralità interna, con una visibilità molto importante, che è di tutto il nostro turismo emiliano-romagnolo, che è molto importante sia per i numeri che ovviamente per le produzioni. Matteo, adesso noi carichiamo questi prodotti sulla barca perché devono raggiungere il bagnasciuga, e poi parleremo anche con chi ci trasporta sul posto. Bellissimo. Che oltre a essere un produttore agricolo è anche un esperto di nautica. Massimo Bottura, agriturista, che in questo caso è anche il nostro skipper, dove ci accompagnerà alla spiaggia per offrire questi prodotti. Massimo, oggi doppio lavoro, insomma, fai lo skipper, dai. E insomma allo stesso tempo... La mia storia poi dopo porta a questo, perché io prima lo facevo di lavoro, poi dopo a un certo punto mi sono innamorato della campagna e quindi oggi faccio il contadino, però la passione per il mare c'è sempre. Quella resta sempre, non va mai via, non va. Senti, questi prodotti qua fra un po' raggiungeranno il bagnasciuga, quindi sarà un evento che vuole appunto avvicinare il consumatore, no? Il consumatore che è lì che ci aspetta e
e noi facciamo vedere che cosa c'è, insomma, cosa c'è nell'entroterra. Sì, perché è importante far conoscere a tutti i turisti del territorio i nostri prodotti che vengono dalla campagna, dalla collina, i nostri prodotti biologici, come vedete ad esempio abbiamo i vini, abbiamo i formaggi di capra biologici, e in tutte le nostre province della nostra costa romagnola, da Rimini fino a Ferrara, abbiamo allestito, come ormai sapete già tutti, dei punti dove facciamo ripeto, promozione per noi aziende agricole e noi agriturismi. Diciamo è corretto dire che può diventare la Riviera una vetrina di quello che assolutamente, le eccellenze che ci sono alle spalle. Noi cercheremo sicuramente di implementare questa manifestazione nel cercare ripeto, insieme con i bagni di trovare ripeto, proprio anche degli spazi permanenti per poter ripeto, mettere in mostra le nostre eccellenze. Allora Massimo, in questa navigazione intanto questa frutta, questi prodotti qua prendono un po' di area di mare, quindi un valore aggiunto questo. Beh certo, voi pensate anche, noi qui come prodotto tipico abbiamo il sale di Cervia, che è un sale molto importante, quindi abbiamo anche i nostri prodotti che vengono così oggi allietati dall'acqua e dal sale del nostro Adriatico. Senti, quanto occorre per arrivare fino al bagno Oreste dove arriveremo a portare i prodotti? Guardate, Milano Marittima è molto vicino a Marina di Ravenna, sono pochi chilometri, ma dovete sapere che la barca a vela è un mezzo di trasporto estremamente lento e quindi ci metteremo un'oretta e mezza. Poi qua insomma c'è tutto lo staff, anche quello che collaborerà per la presentazione di questi prodotti, insomma non ve li presentiamo tutti, sono tanti, questa è un'iniziativa che è stata promossa assieme da CIA, Confederazione Italiana Agricoltori, e il Sindacato dei Bagnini. Abbiamo detto è giunta la seconda edizione, pare che comunque insomma, i consumatori apprezzino questo vedere in vetrina le nostre eccellenze. Sì, guarda, è un'iniziativa veramente molto bella e soprattutto come dicevo prima ci dà la possibilità a noi coltivatori di poterci mettere in mostra e mettere in mostra tutto il nostro territorio, tutti i prodotti del nostro territorio che ha tantissime eccellenze. E la maggioranza delle nostre aziende sono quasi tutte biologiche, sono tutti fatti da ragazzi giovani che hanno tanta iniziativa, ci sono tante cose interessanti e belle come ad esempio la birra fatta dal nostro qui amico Matteo, che dopo magari Pito può anche descriverla un attimo, e una birra artigianale fatta da loro in azienda. Ecco, questa è una caratteristica, poi ne parleremo anche con Matteo, la birra ha preso piede anche nelle aziende agricole, il prodotto artigianale fatto appunto all'interno delle imprese agricole. Certo, ma noi ad esempio, soprattutto col fatto che siamo tutte piccole aziende sul nostro territorio, chiaramente abbiamo cercato sempre di essere estremamente multifunzione. È chiaro che voglio dire, ognuno poi ha sviluppato le proprie eccellenze anche rispetto alle proprie sensibilità e come ha conformato l'azienda. Ad esempio la nostra, noi che siamo in biologico abbiamo cercato di valorizzare, avevamo delle vecchie vigne, i nostri vigneti, facendo dopo del vino biologico. Matteo, Massimo prima parlava di multifunzionalità agricola, no? Quindi questo concetto molto ampio che racchiude però diciamo, tanti processi produttivi che sono anche al servizio insomma, dei consumatori. La tua è un'azienda multifunzionale in questo senso? Assolutamente sì. Multifunzionalità è una parola che, dico la verità, sia io che tutta la mia famiglia ce la portiamo nel cuore. L'hai detto benissimo anche tu, multifunzionalità non è solo di prodotto ma è anche di servizio. Cerchiamo di mettere a connessione tutto il mondo rurale con quello che è il mondo turistico, con quello che è il mondo della produzione agricola, e non è semplice, ma allo stesso tempo penso che sia molto responsabile, perché abbiamo questa bellissima fortuna di poter far degustare e assaggiare i nostri prodotti anche alla gente che non sempre li vede, ecco. Quindi i produttori della Romagna, specialmente che sono a ridosso, quindi della Riviera, e hanno un contatto più diretto con il turista che arriva, voi che percezione avete? Cioè pensate che ci sia una conoscenza approfondita del territorio agricolo in questo caso, oppure c'è bisogno di far conoscere quello che c'è alle spalle e la storia che c'è alle spalle di un frutto, di un formaggino, di un vino? Guarda,
E lasciamelo dire, voglio anche proprio parlare a ruota libera. Oggi sono venuto proprio qui anche per questo motivo, come tanti altri giorni dell'anno cerchiamo di fare, ecco. E ho portato 2 prodotti che secondo me rispecchiano benissimo anche questo periodo, quindi una birra agricola bella fresca, che è un prodotto che avvicina anche molti giovani, e un formaggio semistagionato solo ed esclusivamente di capra, che lo utilizziamo anche molto per gli aperitivi. Cioè abbiamo anche studiato dei prodotti che cercassero anche di attirare più l'attenzione di certi consumatori, nel farli avvicinare il più possibile a questo mondo che sicuramente grazie al Covid piano piano sta ritornando, come ti posso dire, anche al centro dell'attenzione, ma sempre più spesso al centro dell'attenzione lo dobbiamo portare noi, perché ovviamente non sempre c'è questo valore aggiunto riconosciuto dall'agricoltore, ecco. Beh, ascolta, noi adesso abbiamo ancora qualche oretta di navigazione, intanto che ci accompagna Massimo, che in questo caso è anche skipper, e noi ci troviamo tra un po' sul bagnasciuga. Mannaggia il mare mosso, chissà che fine farà la nostra imbarcazione, probabilmente dovrà restare al largo, ma noi ci siamo organizzati perché abbiamo qui con noi il sindacato dei bagnini e quindi sicuramente sapranno maneggiare un moscone, pattino, qualcosa che ci possa fare arrivare questi bellissimi prodotti che con Claudio si sono imbarcati e che adesso stanno per arrivare qui in particolare a Milano Marittima, al Bagno Oreste, dove ci troviamo, per andare poi in degustazione ai turisti in vacanza qui sul litorale. Una iniziativa che vede tanti punti caldi in questa giornata, perché si tratta dei lidi ferraresi, ma si tratta anche di Rimini, e poi c'è Cesenatico, e poi ci siamo noi qui a Milano Marittima. Ecco, ovviamente per chi si perde questa giornata voglio ricordare che torneremo il 26 agosto, quindi preparatevi, segnatelo insomma sulla vostra agenda delle vacanze o anche semplicemente dei giretti qui in Riviera. Noi intanto andiamo ad allestire anche il tavolo per essere pronti a raccogliere tutte queste belle cose. Si tratta di pesche, questa è la culla della pesca e nettarina di Romagna IGP, e poi ci saranno vino, miele, formaggi, insomma i tanti prodotti che nascono in questa terra, che è naturalmente il regno del mare, ma è anche il regno della campagna. Una piccola pausa, io vado a vedere come stanno procedendo le cose e ci rivediamo tra pochissimo.